Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a una live un po' speciale perché oggi, come avete visto dal titolo e anche dalle immagini, oggi vi voglio parlare di un libro proprio per i tempi che stanno arrivando. Stanno arrivando dei tempi molto importanti e ve l'ha sempre detto il Marietto, dal 2020 al 2029 avremo dei tempi in cui l'Occidente sarà nettamente inferiore all'Oriente e praticamente per chiunque voglia fare un azzardo di attaccare l'Occidente ci troveremo a livello astrologico in una posizione di inferiorità. Ci troveremo in una posizione in cui chiunque voglia attaccare l'Occidente avrà sicuramente qualcosa da dire di importante e da fare e noi saremo un pochettino in difficoltà. Quindi che cosa fare per chi ha capito che chi comanda l'eterico comanda il mondo? Beh, quello che vi può dire il vostro Marietto è che quello che vi vuol dire il vostro marito è che bisogna, in un certo senso, muoversi per chi ha queste sensibilità. Per gli altri, come diceva mio papà, io penso ai miei figli e gli altri genitori devono pensare ai loro figli. E magari, visto che le donne sono un po' più sensibili alle energie, le mogli dovrebbero pensare alla famiglia, perché ve l'ho sempre detto, quando la stalla è aperta e le vacche sono scappate, il lavoro diventa 10 volte più difficile da fare. Quindi il vostro marietto vi consiglia a chi ha le prime armi questo libro, è un bel tomo, è un libro edito da Pierini, della collezione Rebis, sebbene in questo periodo diciamo che sono rimasti pochissimi di questi libri di questa qualità. Comunque, per chi vuole iniziare a incominciare in modo, tra virgolette, autodidattico, no? Senza passare dal diagramma maledetto veneziano per dei riti propiziatori importanti, può iniziare con questo libro. Diciamo che è un piccolo libro che dà, cioè piccolo libro non tanto piccolo perché è un libro di più di, vediamo un po', di 400 pagine, 392 pagine. Comunque è un libro che comincia a dare una piccola infarinatura. Però ritorniamo un po' alla situazione attuale, alla guerra che ogni giorno quando apriamo i telegiornali le telefinzioni e le propagande di regime ci fanno vedere che la stiamo vincendo. No? Ma nella realtà, come vi ho già spiegato dal 2010, la situazione per le nostre zone intendo dire per l'Italia, no? Sarà complicata proprio perché la Cina in questo periodo sta accarezzando l'idea di invadere Taiwan. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che su questo fronte noi abbiamo gli occhi puntati sull'Ucraina e la Russia praticamente si è presa e si sta mangiando e sta portando non nel Medioevo, ma sta portando all'era preistorica praticamente l'Ucraina. Poi inizierà con la Polonia e ce la troveremo sicuramente in Svizzera e nel nord Italia. E poi, come vi ho sempre spiegato in Marietto, anche nelle altre pillole, un altro fronte caldo che si aprirà sarà la Cina che vorrà entro il 2027-2029 conquistare Taiwan e quindi di conseguenza il conflitto che adesso sembra circoscritto all'Europa si allargherà anche verso Oriente e avremo proprio una deflagrazione totale del mondo. Certamente c'è gente, quei pochi esoteristi che buttano acqua sul fuoco, ma c'è tantissima gente che butta a benzina sul fuoco. Quindi a tutti quelli che vogliono cominciare a difendersi, qui ho messo video il sigillo di Mosè, per chi vuole restare nella propria abitazione, vuole proteggere i propri cari, chiaramente deve essere coadiuvato dal ciondolo magico che il vostro maledetto il Degara propongono e anche dal sigillo 6 di Marte, che è più prettamente per la difesa personale da conflitti. E poi il sigillo di Mosè, che, lo ripeto, Mosè non era solo un profeta, ma era anche un generale ed era un magus, no? Quindi questo sigillo è importantissimo per difendere tutto
l'apparato materiale di una persona che è di complemento al sigillo 6 di Marte e chiaramente al ciondolo magico che propongono da tanti anni il decano veneziano. Quindi, signori, attenzione per chi vuole iniziare, consiglio l'iniziazione alla magia pratica, questo libro qui, non costa tantissimo, è un piccolo tassello. Poi invece per chi vuole, come si suol dire, prepararsi a a questi eventi, no? Che non sono solamente il Covid e l'aumento del 300% del gas, ma proprio praticamente a vedersi i russi fuori dalla casa con i loro mezzi cingolati, beh, il vostro marito veneziano propone con il Legard il sigillo di Marte proprio per avere una protezione e per fare in modo che se c'è la vostra casa ne vedano altre più appetibili. Bene, cari amici, ricordatevi questo libro è importantissimo e anche il sigillo 6 di Marte e il sigillo di Mosè per i beni materiali. Grazie e alla prossima, ciao.